La scuola e le competenze digitali, quali i bisogni, qual è il futuro? La caratteristica dell'uomo europeo è di essere un avventuriero, cioè di essere un uomo curioso, un uomo che ricerca, un uomo che va in giro per il mondo. Lo è stato nei secoli passati, lo è a maggior ragione oggi. Attraverso quali strumenti? Esattamente attraverso le competenze digitali, cioè questa capacità di navigare nel mondo con gli strumenti che ha a disposizione tecnologici a casa propria. E oggi, se vogliamo realizzare l'economia della conoscenza più competitiva al mondo, come dice la strategia di Lisbona, dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a saper usare in maniera competente appunto questi strumenti, in particolare il digitale. C'è un ritardo da recuperare, ma questo compete soprattutto ai giovani, e allora faccio un buon in bocca al lupo. Per realizzare se stessi oggi bisogna avere anche competenze in ambito digitale, così come per pensare all'inserimento nel mondo delle professioni. Io credo allora che le cose fondamentali siano non solo le infrastrutture, che nelle scuole sono ancora troppo poche, ma soprattutto la formazione, la competenza, la passione, la motivazione dei docenti, degli insegnanti, che sempre più sono delle guide esperte che dovrebbero accompagnare i ragazzi nel territorio e all'interno delle competenze diverse. E poi credo anche sia importante che le famiglie siano aiutate a non rimanere a digiuno, perché rischiano di perdere il contatto con i propri figli, e vediamo che nel nostro territorio veneto, ad esempio, la famiglia è ancora importante anche per le scelte, per l'orientamento, per l'inserimento nel mondo del lavoro, e quindi non possono non avere queste competenze. Infine credo che i giovani debbano non dimenticare che in Europa in questi giorni i dati ci dicono che ci sono 80 milioni di persone che vivono sotto la soglia della povertà. Ecco allora che studiare, professionalizzarsi e avere anche queste nuove competenze è fondamentale per aiutare se stessi, ma per aiutare il paese nostro e l'Europa intera a dare un aiuto a queste persone, promuovere il lavoro, promuovere le competenze, perché non ci siano più 80 milioni di poveri in Europa. Oggi siamo nel mondo del digitale e questo è proprio il nostro futuro, e quindi è il futuro dei nostri giovani. Loro lo sanno meglio di noi, forse meglio di qualche loro insegnante, nel senso che queste sono proprio competenze che i giovani acquisiscono anche per relazionarsi ormai con altri giovani e che quindi conoscono molto bene. Io devo dire che c'è stato da parte della scuola un grosso sforzo di innovazione verso queste nuove tecnologie. Di questo noi dobbiamo ringraziare soprattutto gli insegnanti, che penso qualche volta abbiano fatto più fatica dei loro studenti, ma che di sicuro non hanno perso il passo. Quindi qui vediamo una scuola che ha affrontato il mondo dell'innovazione tecnologica anche in questo settore in maniera davvero brillante, che oggi insegna anche al mondo delle attività produttive che hanno bisogno di questa tecnologia. Noi lo vediamo nel settore del turismo, lo vediamo anche nei settori più avanzati. Ormai la tecnologia è questa e noi da questi giovani aspettiamo risorse per continuare a migliorare e ad attivare la promozione anche del territorio, ma così come per attivare sistemi economici all'altezza dei tempi, che stiano al passo con le nuove tecnologie. Bisogna credere nell'innovazione tecnologica che sempre più avanza, e questi ragazzi hanno una grandissima fortuna. Sono nati e vivono in un periodo in cui, è vero, il mondo corre via veloce, però hanno gli strumenti per poter guardare a testa alta questo mondo che cambia. Quindi una buona padronanza dello strumento informatico, ma soprattutto delle sue potenzialità. Offre una grandissima chance per affrontare con più tranquillità, ecco, le turbolenze di un mondo in cambiamento. Diciamo che in questo momento siamo in una fase di grande sviluppo delle nuove competenze digitali, perché tutte le scuole sono impegnate adesso con alcuni progetti che stanno diffondendo i processi di innovazione didattica attraverso le nuove tecnologie. Abbiamo tanti progetti che sono in essere in questo momento e che stanno portando a ottimi risultati in ordine appunto all'ammodernamento della didattica nella scuola italiana e soprattutto in Veneto, e anche per quanto riguarda appunto la comunicazione tra i vari soggetti dell'azione di formazione.
I due progetti che al momento richiedono il maggior impegno da parte della Direzione Generale per il Veneto sono senz'altro il piano di diffusione delle LIM, che ha avuto un ottimo sviluppo in questi ultimi anni, e anche e soprattutto il progetto Pilota Classi 2.0, che ha visto appunto un grosso impegno alla cura delle scuole che si sono aggiudicate appunto questo incarico, insomma questo ruolo di pilota per l'innovazione didattica avanzata nella scuola del Veneto. Noi abbiamo una competenza informatica e digitale, perché il termine è più ampio, che va dalla prima elementare alla quinta superiore. Allora, tendenzialmente si pensa che i ragazzi di prima elementare della scuola primaria non siano in grado di usare lo strumento informatico. Invece, da qualche anno, grazie agli sforzi dell'istituzione e grazie anche alla formazione del personale, anche i bambini più piccoli hanno una competenza, stanno sviluppando una competenza informatica di un certo interesse. Quindi possiamo dire che già dalle prime classi della scuola fino poi alle competenze maggiori i nostri studenti hanno una discreta competenza informatica e digitale che, come dire, li differenzia molto da quello che erano i loro genitori e gli studenti di qualche anno fa. La formazione del personale insegnante sta avvenendo con una certa gradualità e forse anche, a mio avviso, con qualche punta di lentezza. Come dire, abbiamo gli insegnanti di tecnica, parliamo della scuola del primo ciclo, anche gli insegnanti specialistici di informatica nelle scuole superiori, ma tutti gli altri insegnanti di lettere, di matematica, di disegno, di altre materie sono stati acculturati da un punto di vista telematico grazie a un programma che si chiamava TIC di qualche anno fa, però che poi non è stato più ripreso. Quindi la competenza informatica degli insegnanti è lasciata molto alla loro buona volontà, quindi è probabile che in alcune situazioni ci siano insegnanti che proprio rifiutano questo modo di apprendere perché sono stati abituati alla carta e penna, e quindi di fronte ai loro studenti sicuramente sono come dire, di un livello di competenza inferiore. Quindi è probabile che si possa disegnare più avanti, con ancora qualche insegnante della retroguardia che non ha voluto, in realtà non ha voluto dedicare tempo ai mezzi informatici, che ci sia proprio una trasmissione di saperi che parte dall'alunno all'insegnante, che è in grado cioè l'alunno è in grado di insegnare all'insegnante o quantomeno di confrontarsi su uno stesso piano.